Ci troviamo a sorvolare il territorio del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Il parco occupa un'estensione di circa 11.000 ettari. Nel parco ci sono 5 gruppi montuosi, il gruppo delle Tofane. Dietro la Tofana di Rozze si trova la Tofana di Mezzo e la Tofana Terza che spunteranno fra un poco. Cinque Torri, bellissimo. Cinque Torri e l'Averaus. Stiamo sorvolando un bosco di abete rosso. Quella è la Croda da Lago, il Monte Antelao. Quello illuminato dal sole è il Monte Lagazzoi e in fondo quella montagna a punta è il Sas d'Estria. Siamo venuti a vedere uno dei posti, penso, più belli del parco, cioè, è difficile definire qual è il più bello, perché ce ne sono talmente tanti. E qui troviamo il direttore del parco, Michele D'Apozzo, che ci parla di questo parco, molto particolare. È un parco naturale veneto, ha le sue peculiarità, sappiamo che siamo diversi uno dall'altro, forse noi siamo i più naturali anche per come sono stati tracciati i confini di questo parco, che comprende solo zone naturali, non ci sono insediamenti umani e nemmeno turistici, salvo i rifugi alpini. È una zona ricchissima di habitat naturali, di specie, di animali, come vedremo anche ben conservati nei secoli dalla comunità regoliera di Ampezzo. Qui siamo alle sorgenti della valle che attraversa poi... Ma andiamo a vedere dove sono le sorgenti, che sono dietro questa collina. Sì, sono qua dietro, possiamo avviarci, le vediamo. Caro Manuel, dove siamo arrivati? Qui ci troviamo nei pressi dell'entrata principale del parco. Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, e questo è il torrente Felizzon, è uno dei principali affluenti del torrente Boite, il fiume principale che attraversa la conca di Cortina. Questo è un ambiente particolare, come si può vedere, un ambiente di fora. Cos'è la fora? La fora è questo grande canyon, possiamo dirlo, scavato, eroso nei secoli, nei millenni dal torrente. È un ambiente, come dicevo prima, del tutto particolare, è sicuramente una zona molto umida, ricca di una vegetazione di rupe che cresce proprio sulle rocce. La prossima tappa quale sarà? La prossima tappa saranno le cascate di Fanes, che distano a circa un'ora di cammino dall'ingresso principale del parco. Un'ora di cammino. Noto tanti cartelli proprio a spiegazione della vegetazione. Sì, su questo tracciato che fino alle cascate di Fanes abbiamo messo lungo il percorso una serie di cartelli che ci indicano le varie specie di piante che ci sono all'interno del parco. In questo modo anche i bambini, vedo soprattutto i ragazzini, sono molto interessati e soprattutto invogliati a fare questa oretta di cammino fino alle cascate. Manuel, siamo davanti a un vero e proprio monumento della natura? Sì, questo è sicuramente l'albero più grosso del parco, è un abete rosso, ha un diametro di circa 140 cm. Però. E quanti anni ha? Ha 250 anni, quindi un albero abbastanza vecchio, ne abbiamo anche di più vecchi, però questo è l'albero sicuramente più grosso del parco. Maria Vergine, ma quanto lunga sia? È ancora poco, siamo quasi arrivati. Ascoltami un attimo, fammi una carità. Sento un attimo, In montagna si cammina, siamo quasi arrivati, ancora poco e siamo su.
Ancora poco? Sì, non tanto. Prega il Signore che sia poco, se no ti faccio vedere Andiamo. altro che... Ecco, stanno spuntando l'altro gruppo di montagne che fa parte del Parco delle Dolomiti e sono le cime Fanis. Ecco, questa è una zona dove ci sono questi banconi di roccia, svernano i camosci, che insieme ai caprioli, ai cervi e agli stambecchi sono gli animali presenti nel parco. Alla base della Tofana di Mezzo si possono vedere delle stratificazioni orizzontali, sono rosse, grigie, gialle. Questa è una formazione, si chiama formazione di Raibl ed è la zona in cui sono state ritrovate le ambre. Siamo qua al limitare del bosco con un guardiaparco, Giordano. Ciao Giordano. Buongiorno. Quali sono gli abitanti del parco? Chi abita? Gli umani? No, sicuro. No, gli abitanti per eccellenza sono il camoscio. Che è proprio l'emblema. È l'emblema, ce ne sono tanti, adesso ha avuto un picco perché è stato ammalato dalla rogna, però quelli che sono rimasti sono bellissimi. Questo è un periodo bellissimo. C'è il cervo, il capriolo, c'è lo stambecco, anche quello adesso ha avuto un picco di diminuzione perché è stato ammalato. Comunque I comusei anche? E uccelli in modo particolare, abbiamo un po' tutti gli uccelli, abbiamo l'aquila reale, abbiamo l'astore, abbiamo il falco, abbiamo l'apoiano. E un'altra cosa, un altro animale che abbiamo visto che prima, la marmotta. La marmotta, questa è una zona dove ci troviamo particolarmente ricca di marmotte perché il terreno si presta proprio per la sopravvivenza delle marmotte. Andiamo a vedere se troviamo qualche marmotta. Certo, andiamo avanti. Siamo quasi arrivati. Si sente già il rumore. Si sente già il pantesare mio, altro che... che bene! E dopo una piacevole camminata assolutamente alla portata di tutti, fuori che di me, siamo arrivati finalmente su un punto panoramico in vista delle cascate Di Fanes. Andiamo a vedersi proprio da subito a vicino. Dai, a parte gli scherzi, la camminata, la fatica ne valeva veramente la pena, perché dopo 25, 40, un'ora di cammino attraverso boschi, pinete, sottobosco, siamo arrivati finalmente a vedere questo spettacolo naturale che merita, lascia veramente a bocca aperta, vero? Certo, queste sono le cascate di Fanes. Sono le cascate più alte di tutte le Dolomiti, hanno un'altezza di circa 70 metri, il salto totale. Manuel, vedo che là c'è un altro sentiero che arriva sotto le cascate. Sì, è un sentiero, si trova sul versante opposto delle cascate, è un sentiero attrezzato che gira in senso orario, passa sotto il primo pezzo della cascata fino a portarsi alla base della cascata. Da lì ci sono due possibilità: o concludere l'anello, quindi rimanendo sul versante opposto, oppure ritornare qui dove siamo noi al Belvedere. Che montagne che abbiamo sullo sfondo, Manuel? Allora, qui abbiamo in primo piano il Col Rosà, anche in questo caso abbiamo una via ferrata che arriva in cima. L'altezza di queste montagne? L'altezza arriviamo a 2800 metri circa. Qui invece abbiamo tutta la parte nord-est delle Tofane. Questo qui al centro è il monte Vallon Bianco che divide
la Val Travenanzes dalla Val di Fanes, invece qui si intravede il Taè. Sapete cosa ti dico? Qua che c'è una bellissima panchina, mi riposo osservando e ammirando le cascate. Va bene. Va bene? Ok. Boh. Ah! Allora, eccoci finalmente alle sorgenti, finalmente abbiamo fatto pochissima strada e siamo arrivati subito qua alle sorgenti del Boite, direttore. Sì, siamo in una situazione particolare. Gli altopiani che ci stanno sopra sono altopiani carsici e l'acqua sorge qui perché qui trova il punto di uscire, ma in realtà circola all'interno di tutte queste rocce. Qui l'acqua per 6 mesi è neve, è ghiaccio. Per fortuna ce n'è ancora parecchia, è una forse delle nostre maggiori ricchezze, visti poi i tempi di scarsità. Anche il silenzio è un bene prezioso che i nostri parchi possono offrire. Le Dolomiti d'Ampezzo senz'altro, che se ne possa pensare, c'è turismo naturalmente, ma la disponibilità di spazi solitari e silenziosi è infinita. Manuel, chissà che ha trapanà in queste condizioni qua sto albero? Sì, qua ci troviamo nell'ambiente di fondovalle, ricchissimo di picchi. Picchi? E questo infatti sono dei buchi fatti dal picchio. Cioè, un picchio se riuscì a fare una roba del genere? Un picchio fa delle cose di buchi così grandi proprio perché va alla ricerca dei piccoli insetti, e generalmente possono essere formiche, comunque insetti xilofagi, cioè che si mangiano il legno. È sicuramente un albero sofferente perché la parte interna è comunque una parte marcia e proprio per questo motivo è stata infestata da questa serie di insetti che vanno e si nutrono di questa parte di legno morto, e dopodiché arriva il picchio e fa piazza pulita. E fa sagra. Cioè questo qua praticamente è la dispensa del picchio. Esatto. Siamo arrivati in una, come possiamo definire, uno stagno, una pozza d'acqua? Un piccolo, riserva. Un piccolo stagno non molto grande, però dal punto di vista naturalistico è importantissimo perché questo costituisce una zona di passaggio e di abbeveraggio anche degli animali selvatici. Che noi oggi non abbiamo visto, però i ghese ci sono. Possiamo andare a vedere la seconda cascata di Fanes, perché devi sapere che le cascate di Fanes sono due e la differenza è che questa qui è un po' più piccola, però è più larga.
Manuel, Dimmi Roberto. che ti porta il shampoo? Il shampoo? Sì, perché chi è che si fa la doccia per prima qua? A me no. E lì, bianca. Proprio un esperto conoscitore del parco poteva portarne a scoprire, diciamo, questa cos'è? Una rarità questa? È un fiore sicuramente molto raro, è un'orchidea. Questa è un'orchidea, pensate. Sì, una scarpetta di Venere. Quell'involucro che si vede serve per attirare gli insetti. E una volta entrati in questa piccola, chiamiamolo così, scarpetta, fanno l'impollinazione, dopodiché diventa frutto. Cari telespettatori, pensate che in mezzo a quanti ettari del parco? Sono più di 11.000 ettari. Siamo riusciti a trovare una scarpetta di Venere. Grazie Manuel.